48 anni sono passati da quel 6 maggio 1976 in cui il Friuli venne devastato dall'Orcolat, il terremoto che danneggiò gravemente oltre 100 paesi nelle province di Udine e Pordenone e provocò in quei giorni 965 vittime, poi salite a quasi 1000 in conseguenza delle scosse di metà settembre. Alle 21:12 la terra cominciò a tremare, con epicentro del sisma, con una magnitudo di 6,4 della scala Richter, poco lontano da Gemona del Friuli. Un tremore, un boato, poi pianti, disperazione, edifici crollati, morti e feriti. Le repliche che seguirono, in particolare a metà settembre, aumentarono la devastazione non solo in termini di vite umane, ma anche per il patrimonio edilizio e l'economia. 45 i comuni che vennero rasi al suolo dal terremoto, tra cui Gemona del Friuli, Venzone, Buia, Osoppo, 40 quelli gravemente danneggiati e una cinquantina gli ulteriori comuni in cui i danni furono notevoli. Oltre 100.000 le persone sfollate. Questo lunedì sera, nel Duomo di Gemona del Friuli, sarà celebrata una messa in memoria di tutte le vittime del terremoto. Un'occasione per le autorità presenti di ricordare anche la solidarietà dimostrata a livello nazionale e internazionale nel prestare i primi soccorsi alle aree terremotate e per riportare l'attenzione sulla rinascita, in poco più di 15 anni, delle zone colpite grazie a un approccio alla ricostruzione che è stato denominato Modello Friuli. Un percorso basato sulla corale e compatta mobilitazione del popolo friulano, in testa ai sindaci, la comunità ecclesiale e le forze imprenditoriali, sotto il coordinamento del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che alcuni anni dopo il sisma fu nominato ministro per il coordinamento della protezione civile, risorsa che emerse e si strutturò per la prima volta in Italia proprio nel post-terremoto del 1976. L'anniversario sarà ricordato anche nel corso della partita tra Udinese e Napoli. Alle 21:12 le due squadre la interromperanno brevemente in segno di rispetto verso le vittime del sisma. Nel pre-gara, inoltre, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva nord in onore sempre dei morti per il terremoto.